Onda la rassegna stampa. Adesso facciamo i preziosini, no? Alle 7:30 spaccate. Vedi, il regista mi dà prova proprio, dice vedi come sono perfetto, perché qui ogni mattina è un interrogativo, dici ma si sveglierà il conduttore, si sveglierà il regista o l'aiuto regista, scivolerà su una buccia di banana all'entrata di via Bellerio e cadrà lì svenuto e dice buongiorno. No, qualcuno me lo scrive, mi dice ma Sammy Varin, ma chi te lo fa fare di alzarti prima delle 5 del mattino, arrivare in radio dalla provincia di Varese, eccetera? Siete voi che mi date la forza, siete voi che ci date la forza, perché siete una vera radio, fate la radio, voi ascoltatori fate la radio, non noi, fate la radio come si faceva negli anni 70-80, con entusiasmo, dicendo la verità, raccontando la realtà, a noi che cerchiamo naturalmente di intravederla attraverso gli organi più ufficiali, che sono i quotidiani del mattino, che sono le agenzie, ma siete voi, la vera radio libera. Viva la libertà! E questa è anche una canzone che vi farò ascoltare alle 11:30 questa mattina, quando arriverà nei nostri studi da Bologna una famosa rocker che ha suonato per 10 e passa anni con Vasco Rossi in tournée. Pia Tuccitto ha fatto una canzone che si intitola proprio così, Viva la libertà, e parla di tutte le libertà, e mamma mia quante che ce ne mancano. Ne parliamo. Intanto il buongiorno si sente dal Varin. Buongiorno a Francesco, buongiorno a Simone, tutti svegli, tutti allerta, ragazzi, mancate solo voi, e allora fatevi sentire, fatevi avanti, veniteci a trovare oggi, un bel freschetto ci vuole, il Gipunin anche questa mattina, via Bellerio 41 Milano. Se volete venirci a trovare con un bel salame, siamo aperti per ferie. La soluzione più veloce però è inviarci un WhatsApp. Anche il salame può arrivare via WhatsApp 340 6709 659. Mi dicono che non può arrivare via WhatsApp il salame, non ancora, aspettiamo il teletrasporto, ce lo inventerà l'intelligenza artificiale. 340 6709 659 è il numero di WhatsApp per commentare in tempo reale quanto vi sto cianciando. Chiaramente sono accettati anche gli insulti, qualunque cosa. L'importante è che ci siate, in vacanza, al lavoro. Radio Libertà ve la portate ovunque scaricando l'applicazione sul vostro cellulare da App Store, e se non siete capaci glielo pestate in mano a vostro figlio, a vostro nipote, o andate, vi recate nel negozio dove l'avete acquistato e gli dite: uè, per favore, mi scarichi l'applicazione app di Radio Libertà. Loro sanno tutto, te la scaricano in 10 secondi e praticamente c'è l'icona, il disegnetto di Radio Libertà, tu ci clicchi sopra e parte la nostra radio, addirittura anche la televisione se volete vedere il Sammy Varinone, ma ve lo sconsiglio. Oggi sono vestito da gelataio, gelati, caramelle, Coca-Cola, bonbon, patatine, che magna, è tutto un magna. Oggi a mezzogiorno abbiamo la signora delle stelle Deborah Bellotti, e a un certo punto, non capendo più niente di questi giornali, chiedo all'astrologa, ritorna la nostra astrologa, ore 12 Radio Libertà. Ma questa dovrebbe essere una rassegna stampa, e a volte me ne dimentico, ma lo è, in realtà è una buffonata pazzesca, ma voi cadete ogni giorno in questo tranello, è un po' come la droga, lo so, alla fine iniziate con lo spinellino e poi siete dei drogati. Non fate ste cazzate, girate su Radio Popolare o Radio 24 che sono più seri. Qui c'è un Sammy Varin che la rassegna stampa non la sa fare, è come se mettessi Simone a fare la rassegna stampa. Qua si siede, vabbè, leggiamo qualcosa, capisci? Te la faccio così anch'io. Il Corriere della Sera. Sì, no, oggi inizio dai titoli perché ci sono delle cose simpatiche che gironzolano. Trump-Putin, scontro finale. Chiaramente lo sapete, io non sto dietro a tutte ste menate, non ne ho nessuna voglia, però giustamente quello che succede, ma ogni giorno succede qualcosa, ogni giorno è una menata veramente
penosa, e vabbè, qui mi vuole far vedere la pubblicità il giornalone, cioè, guardiamoci sta pubblicità, vedi, tutta sta fatica per poi leggere di Trump-Putin, eccolo qua, Trump-Putin scontro totale, il presidente usa armi a Kiev e valuto sanzioni dure per Mosca, cioè, capito? L'altro giorno diceva basta armi a Kiev e tutti adesso ancora armi a Kiev, certo arriveranno i Patriot ultima generazione, wow wow wow. Libia, respinto Piantedosi, virgolettato, non è gradito. I timori di un ricatto sui migranti. Il Corriere non la mette giù tanto pesante, ma altri quotidiani ci fanno una polemica della miseria. Tra poco vedremo. Trump riprende la fornitura di armi a Kiev e attacca Putin. Dice un sacco di stupidaggini e ammazza troppe persone. Non possiamo che essere d'accordo, Valuto sanzioni molto dure. E poi rivede Netanyahu. Intanto scoppia il caso Libia, che ieri ha respinto con l'ordine di lasciare immediatamente il territorio, dichiarandoli indesiderabili il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e gli omologhi di Malta e Grecia, oltre al commissario europeo Magnus, quello che scrive Alan Ford, quello che disegna Alan Ford, Magnus Brunner, avevano un incontro con il governo del presidente Haftar, ma sono stati bloccati in aeroporto e invitati a lasciare immediatamente il paese. Te capì? Chiaramente oggi c'è una certa ironia spirituosen, ci sono gli spirituosen su vari quotidiani che tra poco vedremo, ma siamo sul Corriere, scendiamo un po' più avanti, l'inchiesta al Masri, il ministero sapeva e impose il silenzio, virgolettato, per il Tribunale dei Ministri che ha indagato sulla mancata consegna del generale libico al Masri alla Corte Penale Internazionale da parte del governo italiano, il guardasigilli Nordio sapeva e impose il silenzio. Ma in centro pagina c'è la triste notizia da Orio al Serio, il suicidio shock, un testimone dice correva inseguito dagli agenti, avete sentito questa notizia? Entra in pista e si getta nel motore dell'aereo, ha evitato la sorveglianza degli steward, è entrato nella pista dell'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, correndo verso il motore di un jet che lo ha risucchiato e straziato. Voli sospesi per un'ora, indagine dell'ENAC sulla sicurezza dello scalo. La vittima, Andrea Russo, aveva 35 anni. Era appena uscito, dicono, dalla droga, da tanti problemi e sembrava veramente fosse sulla strada giusta per rientrare nella società. Anzi, ci era già proprio rientrato. Sempre sul Corrierone, un po' più in basso, ma magari ve lo leggo dopo, il caffè di Massimo Gramellini si intitola Mondo Cappuccio. Mondo Cappuccio, che ci viene in mente subito che sarà un bel cappuccio con la brioche, eccetera. No. Cappuccio è uno chef, è l'uomo del giorno per noi di Radio Libertà. Noi amiamo Cappuccio perché è uno che dice quello che pensa. E guarda un po' oggi la canzone delle 11:30 di Pia Tuccitto si chiama Viva la libertà. Libertà anche di dire quello che uno pensa. E questo è di destra, e non lo nasconde, questo ha dei pensieri e non ha offeso nessuno, ma li ha detti, porco cane, e questo non va bene, perché se sei di sinistra e metti falce e martello sul tuo corpo, un bel tatuaggione o il Che Guevara, va bene, ma se sei di destra e metti qualche segno di destra sul tuo corpo, oh no, ci torniamo perché il mondo cappuccio merita di essere esplorato, ci sono, diciamo, delle ingiustizie, poi ci sono le esagerazioni, assolutamente sì, ragazzi, cioè ognuno di noi ha le sue deviazioni, non bisogna rompere le palle al prossimo, secondo me, qualunque sia la tua idea, il tuo orientamento sessuale, eccetera, non devi diventare un estremista, magari pure pericoloso. Per il resto, ragazzi, lo cantava anche Vasco Rossi, quante deviazioni hai? Non ditemi che non ci avete qualche deviazione, qualche mania strana, anche sessuale, è minimo, ma è una delle gioie della vita. Santa polenta, ecco quella ad esempio è una deviazione. Io voglio morire affogato in un pentolone di polenta taragna. Può essere una deviazione? Sì, lo è, assolutamente, una morte orribile, più o meno come quella del tizio entrato nel motore, però la polenta.
Me la farei anche a quest'ora del mattino una polenta, anche perché fuori oggi è un bel freschettino, ci starebbe bene. Timorisna, diceva la mia nonna Antonia. Sì, qualcuno mi dice che sto come al solito tergiversando, perdo tempo. Ma cos'è? Ma cos'è? Mi pagate a minuti? Per quanti minuti di rassegna stampa faccio? Oh! Mi dicono che da fine luglio cominceremo alle 8:30. Io non lo so se ottempererò a questo nuovo orario, perché se inizio alle 8:30 con tutte le chiacchiere che faccio, praticamente alle 9:30 sono ancora lì che dico buongiorno. Vabbè, la Repubblica la mette giù pesante. Schiaffo dalla Libia. Aia! Uno schiaffone, ragazzi, ma è stata la Schlein, di solito è la Schlein che mi schiaffeggia. Schiaffo dalla Libia, respinto Piantedosi, prima pagina di Repubblica. Il ministro in missione a Bengasi con una delegazione europea all'accusa ingresso illegale. Ora il governo teme un'ondata di sbarchi. Chiaramente lo teme il governo, ma quelli di sinistra sono tutti lì che ballano Allah, Allah, yabada, Allah, Allah, e si fanno il festino. Chiaramente le donne chiuse nel recinto, le donne chiuse nel recinto, anche le femministe tanto non rompono i coglioni. Trump attacca Putin e apre all'Unione Europea sui dazi, altro titolo di spalla se vi interessa. Poi chiaramente Luigi Manconi, che mi pare parente della Berlinguer. È possibile sta cosa? C'ho questa cosa in testa. I negazionisti e il conflitto uomo-natura, di spalla oggi, parlando chiaramente del maltempo e tutto quello, e anche di questa Europa che tergiversa. Infatti per domani è atteso il voto contro la von der Leyen. E c'è un po' un cortocircuito all'interno del PPE che sembra un po' insoddisfatto della von der Leyen. Wow. Ne parliamo, se lo becchiamo alle 9, con il sottosegretario Alessandro Morelli. Piatto ricco micificco quest'oggi, veramente. Senti, se mollo un attimo i giornaloni e passo ad altri titoli, vi offendete? No, vero, tanto non ve ne frega niente, sono io che guido e quindi dovete starmi dietro. Allora fammi vedere il Fatto Quotidiano, che è bellissimo, assolutamente. Piantedosi respinto come un clandestino. Vai ragazzi, se siete comunisti o comunque volete ridere un po', e oggi il Fatto Quotidiano è da comprare. Quanto costa? 2 euro, bastardi. Quanto cazzo però non riceve alcun finanziamento pubblico, e quindi 2 euro spesi bene. Oggi il Fatto Quotidiano per vedere il titolo: Piantedosi respinto come un clandestino. Libia, il ministro dell'interno non gradito da Haftar a Bengasi. L'eurofiguraccia, questa è la verità alla fine, perché non è Piantedosi, ma è l'Europa che è. Ma la verità è che in Libia non è che ci siano proprio personaggi affidabili, cioè come li girano le balle, devi entrare in un certo giro di magna, di non stinchi di santo, e sai, qualche testa calda la trovi. Il governo orientale di Cirenaica lo caccia con il commissario UE, i ministri di Grecia e Malta. Equivoco o vendetta sull'Europa? Sempre sul quotidiano, il Fatto Quotidiano. Scendiamo un po' più in basso, e anche il giornale comunque la racconta così: gaff dell'Europa in centropagina, la Libia respinge Piantedosi, quindi la colpa è dell'Europa. Pasticcio degli eurofunzionari, titola il giornale. I ministri bloccati come persone non gradite, l'hanno bloccato all'aeroporto e rispedito indietro. È capitato ieri al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, arrivato a Bengasi con una delegazione dell'Unione Europea. Con lui c'erano gli omologhi di Grecia e Malta e il commissario UE Magnus Brunner. Ok. Titolo più in alto però è quello che ci piace. Non è una sottonotizia, questa è una cosa, anzi mi posso alzare, mi alzo un attimo in piedi, grazie, applauso a tutti voi signori, applauso a tutti voi, perché anche merito vostro se c'è questa notizia oggi su tutti i giornali. E se chi ha un'auto Euro 5
potrà ancora circolare in Padania, ok? Al nord, perché al sud fanno il cacchio che gli pare, l'abbiamo capito, ragazzi. Io avevo una bellissima Yaris di non so che anno che andava da Dio, consumava niente, l'ho dovuta vendere perché qui mi fermavano con la mitragliatrice dicendo dove vai? Impossibile entrare, area C, area B, area B, adesso non si può più entrare neanche nel quadrilatero della moda. Volevo andare in via Monte Napoleone con la mia Yaris, mi hanno arrestato. Beh, l'ho dovuta vendere. E dove l'hanno mandata secondo te la mia Yaris? Giù al sud, certo, perché al sud non ci sono i sindaci, cioè ci sono i sindaci al sud, ma non sono rompicoglioni come Sala, politicamente parlando, chiaramente. La notizia qual è? Il governo rinvia lo stop al diesel e sarà solo in città, mentre la sinistra protesta. Slitta al 2026 il blocco delle auto a gasolio. Chiaramente parliamo di Euro 5. La mia vecchia Yaris comunque verrebbe ritirata dalla circolazione e arrestato Sammy Varin. Soddisfatte le regioni del nord, con la T finale. Rinviato di un anno il blocco dei diesel Euro 5, a deciderlo la maggioranza con un emendamento della, in coro, Lega al decreto infrastrutture. Ce lo abbiamo duro. Il testo è stato varato in commissione e da oggi sarà all'esame dell'Aula della Camera, dove il governo chiederà la fiducia. Il divieto dei diesel più inquinanti è stato rinviato di un anno esatto, dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026. Esulta Salvini, protestano le opposizioni che hanno abbandonato le due commissioni ambiente e trasporti al lavoro sul provvedimento. Cioè protestano perché volevano bloccarvi l'auto con pochi anni, perché è un diesel Euro 5, non Euro 4, Euro 3, capisci? Non sappiamo ancora che fine fanno i motorini Euro 0, 1, 2, 3, perché sapete che da ottobre c'era anche questa cosetta e chiaramente oggi festeggiamo Barbera, champagne, perché finalmente la vostra auto Euro 5 non teme nulla ancora per un po' e poi vedremo di toglierlo per sempre questo decreto, come abbiamo fatto per la multa sui vaccini, a bradire, a bradare. Chiaro che adesso è finito la festa di oggi, facciamo anche noi la festa come gli islamici in piazza, si può fare, ce la fa fare Sala, dai, tiriamo dentro anche le donne, non le chiudiamo nel recinto, stai facendo lo scemo. È uno dei WhatsApp arrivati. Grazie, no, vabbè, è una convinzione, assolutamente non mi offendo mica. Ok, quindi parliamo più avanti dei motorini, delle moto, delle Harley Davidson 0123 che vogliono bloccarci anche qui da ottobre, e chiaramente la Lega e il centrodestra vuole fare un casino della Madonna. Caffè, caffè, c'è caffè, c'hai voglia di caffè, gaff dell'Europa. La Libia respinge Piantedosi, il titolo, abbiamo detto, del quotidiano Il Giornale, e questo, ve l'ho detto, è uno degli argomenti clou del giorno. No, vabbè, volevo giustamente, no, per par condicio, se no mi dice ma Sammy Varin, sei uno sporco leghista, ma è vero, è una radio tutta di Lega, ma che schifo. No, io vi leggo anche il Manifesto, quotidiano comunista. Il Manifesto titola oggi, stupendo ragazzi, per 1,50 € ne vale le pena. Spendetevi 3 euro signori e vi do il Manifesto e la verità. Dai, l'offerta speciale di oggi, il Manifesto e la verità, soli 3 euro. E a quanti cazzo li vuoi vendere? Il Manifesto titola oggi, guarda che bello, Foglio di via, e c'è il faccione di Piantedosone. Dai, vabbè, si può scherzare un po', no? Foglio di via, titola oggi il Manifesto. Espulso da Bengasi per gravi violazioni del protocollo e della sovranità nazionale. Il ministro Piantedosi vola in Libia insieme ai colleghi di Grecia e Malta e al commissario europeo Brunner per fermare i migranti, ma questa volta a essere rimpatriato è lui. Chiaro che anche questa insomma è una fonte di domande per i politici che ospiteremo quest'oggi. Già alle 8:45 ce ne sarà uno, alle 9 dovrebbe esserci il sottosegretario Morelli, alle 11 ancora un altro. È interessante insomma capire, e tu dici ma
tu ci credi al contrappasso? La legge del contrappasso dice Bonelli, e Bonelli se c'è quello che tira il sasso e parla, guarda i sassi. Ok, bene, abbiamo scherzato, adesso facciamo sul serio, perché il Secolo d'Italia invece giustamente non si preoccupa di ste cose. Il titolo è Fine del bluff. Trump inchioda Putin, non ci dice la verità, USA pronti a sanzioni molto dure. In primo piano ricostruire l'Ucraina, già, Meloni accoglie Zelensky e von der Leyen, ricostruiamo l'Ucraina. Chiaramente noi ci dobbiamo essere, non facciamo scherzi, parlo con la Francia e tutti gli altri. La sinistra, l'attacco di Matteo Piantedosi respinto, tra virgolette però, dalla Libia, e PD, 5 Stelle e AVS contro il ricordo delle vittime del comunismo. Anche qui un altro bel trafiletto: onorare la memoria delle vittime dei crimini comunisti del dopoguerra, esaminare gli archivi segreti per accettare le responsabilità, impegnarsi per il recupero delle salme dalle foibe slovene e garantire una degna sepoltura e il ricordo di quei martiri sono alcune delle richieste rivolte al governo sloveno dal Parlamento europeo. E vedremo come va a finire questo, il Secolo d'Italia, signori, che abbandoniamo per... Dove volete andare? Dai, ditemelo subito, io lo so, vi conosco mascherine, lo so, siete fatti così, poi mi portate, vi trastullate, perché non sei andato qua, perché non sei andato là. No, adesso stavo cercando, giustamente, visto che è uno dei nostri clienti, il giornale di Sicilia, ma al momento non lo vedo nel giornalone, e allora mi tuffo da qualche altra parte, minimo 10 minuti, leggo i vostri WhatsApp 340 67 09 659. No, il Corriere no, grazie, basta, ci torniamo sul Corriere, oggi è ricchissimo, c'è anche il centrodestra in tensione per l'idea della lista Zaia. Oh mamma mia, la lista Zaia, è chiaro che Zaia fa paura Zaia, e giustamente bisogna prendere delle decisioni. No, dai, il contentino ve lo do andando oggi sul quotidiano Il Tempo, che è la copertina della nostra vita quotidiana. Il Tempo di oggi chiaramente si merita un'altra fatua. Fermate l'Islam, tutto attaccato, fermate l'Islam, dietro la moschea di Roma ex brigatisti, wow, e terroristi con 3R dei fratelli musulmani. Ecco chi finanzia la radicalizzazione in Italia. Te capì? Gli orrori del 7 ottobre, le femministe che tacciono sugli stupri di Hamas, pagina 3. Caos Libia, caso all'aeroporto di Bengasi, i libici respingono Piantedosi, la delegazione dell'Unione Europea, giallo sul ricatto di Haftar, il Viminale parla di incomprensione. Il business da 10 milioni per traghettare migranti dalla Turchia alla Calabria. Vi sto leggendo tutti i richiami in prima pagina sul quotidiano Il Tempo. Imbarazzo al Nazareno, l'ultima gaffa di Schlein esalta il modello Sanchez, ma l'Europa lo boccia. Schlein esalta Sanchez, ma l'Europa lo boccia. Elli a Meloni. Dovresti imitare la Spagna, che rispetterà gli obiettivi del PNRR. Da Bruxelles parte l'alert per l'alto rischio corruzione. Rimandano Madrid sul PNRR. Naturalmente anche sul Tempo, emendamento al DL infrastrutture. Vai. Slitta lo stop ai diesel Euro 5. Salvini, scelta di buonsenso, e ringraziate la Lega al governo. Bada ben. Un emendamento della Lega rinvia lo stop ai diesel Euro 5. Salvini, scelta di buonsenso. Ma verso le regionali, e qui chiaramente scende la lacrimuccia, chi è che lancia Forza Italia in Veneto? Guarda, lo capite, su quando Sammy Varini inizia a grattarsi, vuol dire che devo parlare di
Tosi. Forza Italia lancia Tosi in Veneto, in più da tutte le parti. Tajani dice ha le carte in regola. Signori, d'altronde siamo una radio libera, vera, devo dirvi, non posso nascondervi questa cosa. Tajani ha detto che Tosi ha le carte in regola. Dai, scherziamo, ma quante volte l'ha intervistato Tosi? Beh, faccio ancora il suo numero del telefonino. Il fatto che abbia tradito la Lega ormai troppi anni fa, ma quanti che se ne sono andati a destra e sinistra, e veramente quasi tutti hanno favorito la sinistra uscendo dalla Lega. Sì, siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. A proposito di quello che succede, a proposito della Libia, c'è Tommaso Cerno che scrive le due Libie e la polemica di noi polli. Vi leggo l'editoriale di Cerno perché poi sulla Stampa ci sarà Quirico, che giustamente è un testone intelligentone, grandissimo, insomma, è reporter, che dice la sua su questa situazione in Libia. Appena un po' di sinistra come pensiero, ma è una mia sensazione, io non capisco molto. Ci mancava il giochetto di Haftar, scrive il direttore del Tempo Tommaso Cerno. Buono per i polli, come se non sapessimo già come funziona la Libia, anzi le due Libie legate all'Islam e alle sue tribù in guerra. E ora scoppierà l'ennesima polemica sul no all'ingresso del ministro dell'interno Piantedosi a Bengasi e sullo stop alla delegazione europea. E invece è una buona notizia comprendere che l'islamismo, le sue correnti, sunniti, sciiti, ma sono anche tutte le tribù, quelle che poi vediamo circolare per Milano, fare il balletto rinchiudendo le donne nel pollaio, le sue correnti, le sue miriadi di sfumature antiche di fronte alla guerra globale e al ricatto russo-iraniano all'Occidente si manifestano per quello che sono. Regimi che hanno compreso che per poter attrarre il popolo devono schierarsi di fronte ai musulmani come nemici dell'Occidente, capito? È un po' la versione geopolitica di quello schifo che è stata la Shura alla stazione centrale di Milano, guarda ben, e chi vi racconta altro lo fa solo per strumentalizzare politicamente una vicenda che ha una sola spiegazione. Esiste un conflitto planetario tra dittature e democrazie e tra religioni e teocrazie, così come Erdogan è presidente di un paese della NATO e un fiancheggiatore di Hamas, associazione terroristica, e solo un Occidente in crisi può dargli ancora retta. Hai capito? E quindi noi ci prestiamo a questi giochetti, dobbiamo farlo, questo chiaramente non lo scrive il quotidiano Il Tempo, ma lo dice Quirico sulla Stampa, e ci arriviamo, sì. Sto guardando, c'è altro, no grazie. E allora sono le 7:57, potrei fermarmi, ma invece eccolo qua, mi porto avanti e va no, Tosi no, ti prego, vado su no, Repubblica, no, vado su la Stampa, sì, la Stampa. Mai una gioia sulla Stampa, ragazzi, mai una gioia. Mi sono perso la prima pagina, ma non posso subito non leggervi appunto quello che titola pagina 2, poi recupero la prima pagina. Pagina 2 della Stampa, il mondo in bilico. L'Europa e Piantedosi respinti da Haftar, da noi non siete graditi, ok? Questo è il virgolettato, ma quello che ci interessa a noi è pagina 3, perché c'è l'analisi di Domenico Quirico, le tribù, il ruolo dei russi, della Turchia e il tesoro dell'energia. Così l'Italia cerca accordi tra visite semiufficiali e molti occhi chiusi. Il titolo della Stampa a pagina 3 oggi è Libia Connection, con l'analisi di Domenico Quirico, che vi prometto vi leggo tra qualche minuto, perché giustamente sì, è un discorso un po' sinistrorso, ma Domenico Quirico non è un pirletta e effettivamente
conosce ciò che sta accadendo in Libia e non soltanto. Ci fermiamo per qualche istante, c'è l'artista indipendente, come al solito sconosciuto alle vostre orecchie, perché il pomeriggio ascoltate Radio Italia solo musica italiana, peggio per voi, Luigi Zimmitti con Giù la testa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bellissimo, bellissimo, veramente un grande, grande piacere quando succedono queste cose, quando ci sono artisti indipendenti che rievocano il grande passato
con una qualità sorprendente. Lui si chiama Luigi Zimmitti, è un clarinettista e un sassofonista siciliano, è un poliedrico e versatile musicista vincitore di concorsi nazionali e internazionali, ma soprattutto un dinamico performer perennemente in tour per eventi privati e concerti in piazza. Ragazzi, se avete qualche minuto di tempo, fatevi un giro sulla pagina di Luigi Zimmitti. Lo trovate su Instagram, lo trovate su YouTube. Se poi vi piace il clarinetto, il sassofono, ragazzi, è una cosa bellissima ascoltarlo, e soprattutto un bel passatempo, magari se siete in vacanza e vi volete rilassare un po', e effettivamente la sua musica rilassa parecchio. Oh, rilassa ma non troppo, eh. C'è Barbara che mi scrive: scusa, mi sono addormentata e ho perso il primo pezzo della trasmissione. Ma come ti permetti? Cioè, questa si è addormentata, ma scherza, hai fatto benissimo, assolutamente, anzi, sei svegliata nel momento giusto, perché c'era in onda la canzone indipendente di Luigi Zimmitti con il buongiorno rinnovato. Eccolo qua. Fammi vedere sulla pagina di Lega Salvini Premier di Facebook. Guardate, sono io, cioè praticamente mentre parlo siamo in diretta, oltre che in tutta Italia sulla banda DAB dell'autoradio, quindi se avete una auto, stavo dicendo decente, no, recente, anche Euro 5 diesel, potete tranquillamente cercare Radio Libertà schiacciando DAB, quindi non FM come al solito, DAB, e poi siamo in ordine alfabetico, saltiamo fuori in tutta Italia. Ma parallelamente siamo in diretta anche su YouTube e su Facebook, e su Facebook c'è la pagina di Lega Salvini Premier, ragazzi, che ci sbatte in onda con 1 milione e passa di follower, e pian piano adesso siete in pochini, ma ora delle 8:30, delle 9, ragazzi, ci sono migliaia di visualizzazioni, quindi non posso che ringraziare gli amici della Lega che ci supportano, ma soprattutto voi uditori di Radio Libertà, leghisti, di centrodestra o semplicemente simpatizzanti o curiosi che cercate un'altra informazione rispetto alla solita. C'è Anna Maria Compagnin, buongiorno Sammy Varin, chissà che la megera venga davvero sfiduciata, Forza Italia è contraria. Emiliano Aresi, buongiorno, ma ce ne sono tantissimi che già mi stanno scrivendo proprio sulla pagina di Lega Salvini Premier. Chiaramente siamo in diretta anche sul sito radiolibertà.net e sulla famosa applicazione che voglio pubblicizzare ogni giorno, proprio perché è comodissima per chi magari si fa qualche giorno di vacanza. Andate nel Play Store del vostro telefonino, Play Store, scrivete Radio Libertà, scaricate questa applicazione velocissimamente in 10 secondi, non costa niente, e avete sul telefonino l'icona con scritto Radio Libertà. A quel punto basta cliccarci. Chiaramente utilizzate l'internet, ma ormai sono abbonamenti tutti compresi, potete ascoltarci e potete anche vederci se volete, ma non c'è niente da vedere. Cosa c'è da vedere? Lo so. Dai. La Stampa, ve l'avevo promessa la prima pagina. Ah no, sono i vostri WhatsApp, cacchio, poi mi aspettate fuori se non li leggo. Allora, prima di tutto vi faccio vedere la bottiglia. Cioè, guarda qua. Simone, non è bellissima? La vorresti? Non te la do, non si può, è da collezione. Questa è una bottiglia, ringraziando i montanari, non i coniugi montanari, ma i montanari che ci seguono, un artigiano montanaro, e non so poi se si può diffondere il nome, lo dobbiamo chiedere, che ci ha realizzato a mano decine di queste bellissime bottiglie. Praticamente sono state pressate e ci hanno messo dentro un orologio con l'adesivo di Radio Libertà. Questo sono esemplari, io ho detto decine, ma non so quante sono effettivamente ancora. È chiaro che i primi che arrivano se la portano a casa. Questa bottiglia è da appendere, chiaramente dietro c'è il chiodino, è da appendere in taverna, in cucina. È un orologio bellissimo con questa bottiglia pressata e signori, questa la distribuiamo a Pontida il 21 di settembre, insieme ad altri gadget fantastici che pian piano vi mostrerò quest'estate. Chiaro che
e a Pontida il 21 settembre i primi che arrivano si prendono i gadget più belli. Non ne abbiamo grosse quantità, siamo barboni, straccioni e quindi vi conviene, se avete parenti o amici che vanno a Pontida, delegare loro dicendo: oh, se arrivi prima di me, o se voi non riuscite ad arrivare, passa dal gazebo, dallo stand di Radio Libertà e prendimi l'orologio a bottiglia e prendermi le mutande. Sì, lo so, abbiamo le pezze al culo, ma le mutande sono bellissime. Tra i gadget di Radio Libertà ci sono anche mutande da uomo e da donna. Chiaramente c'è anche il camerino per provarle. Che battuta! E ci abbiamo il portachiavi bruciacchiato con legnetto bruciacchiato nel camino di Calderoli. Tu dici, ma perché proprio di Calderoli? E che ne so, a me è venuto così, con scritto Radio Libertà, e come al solito ce ne saranno una decina con l'effigie di Sammy Varin. E tu dici, sei maniaco? No, mi sono stati richiesti. L'anno scorso sono andati via tutti e ce n'erano tantissimi, e quest'anno li facciamo ancora. Che cosa uno se ne faccia dell'effigie di Sammy Varin sul portachiavi, questo è un mistero. Anche i miei figli se lo chiedono, però giustamente, visto che ci date quei 5-10 euro, perché costano una sciocchezza per sostenere Radio Libertà, ce li date e noi li facciamo. E cosa ve ne fate? Vabbè, andiamo avanti. Più tardi vi svelerò altri gadget per dire, per dare, insomma, lì dovete venire a Pontida il 21 settembre, il grande raduno nazionale della Lega, o delegare qualcuno che ci venga. Non cominciatemi a scrivere me lo spedisci, perché non sono un ufficio postale, capito? Sarebbe pieno di marocchini fuori, la solita coda per entrarci. Dai, vi sembro il tipo, santa polenta. Sì, leggo qualche WhatsApp, ma sono già in ritardo. C'è Stefano. Oggi arrivo in capannone alle 6:05. Grande eroe Stefano. E la macchina segna 15 gradi. Ma lasciamo perdere. Oggi in Brianza abbiamo poco da scherzare. Bravo per avermelo ricordato, perché non ci sono notizie sui giornaloni nazionali. Minacce di morte al sindaco di Besana, che non è quello che fa i gelati, Besana Brianza, per gli alberi tagliati a Montesiro di Besana Brianza. Un grande abbraccio al sindaco Emanuele Pozzoli. Nel mirino degli haters, ok, posso capire, ci si arrabbia perché per costruire strade anche importanti bisogna tirar giù gli alberi, però adesso minacciare di morte è da bastardi, ok? Quindi, amici brianzoli di non so quale associazione strana, non rompete le palline. WhatsApp, sì, sono quelli che stanno arrivando al 340-6709-659. Piante, dosi. In Libia con la droga non si scherza, lo avranno scambiato per uno spacciatore. Walter, minga spiritus. Trump e Putin si stanno divertendo a prendere in giro tutti. Sammy, ogni tanto guardati Francesco Toscano nel suo commento alla Stampa. Caro Marco, dovrei fare una rassegna stampa lunga un giorno, ma un giorno ve la faccio magari, una non stop rassegna stampa. Vi piacerebbe? Godreste molto? Ricordo che in Spagna incentivano il diesel anche Euro 0. Caro Marco, è tutta un'altra cosa, fatto quotidiano. Purtroppo i clandestini non vengono respinti, li dobbiamo prendere tutti, altrimenti voi del fatto siete i primi a fare titoloni, perciò mutismo e rassegnazione, scrive Pietro. Vai Pietro, ha fatto il militare. Fabio, buongiorno Sammy, visto che è stato cacciato Piantedosi dalla Libia, quindi un politico, un rappresentante ufficiale di uno stato sovrano, si cacciano anche i clandestini che arrivano senza neanche passare dal via. Semplice. E vediamo che succede, perché giustamente ecco qua il quotidiano La Stampa, tanto desiderato e agognato. Trump sui dazi apre all'Unione Europea, insulti a Putin su Kiev, ma non mi trastullo su queste notizie perché vi dicevo, praticamente ogni 10 minuti si dice tutto e il contrario di tutto. I nostri ascoltatori vogliono ben altro. Europa e Piantedosi respinti da Haftar, non è gradito, l'ingresso è illegale, di spalla la geopolitica, e io entro per leggervi un pezzo dell'analisi a pagina 3 della Stampa di Domenico Quirico che si intitola Libya Connection. Trafficare con i criminali, aver con loro dimestichezza impone sempre, prima o poi,
di calarsi nelle paludi oscure dell'incertezza, della complicità, dell'umiliazione. Da anni, da quando abbiamo scelto questa via politica nei rapporti con l'ex quarta sponda dei tempi dell'Orbacia e dei polli truccati da aquile, la povera Italietta va avanti così, alle prese con uomini feroci, sornionerie, smacchi, doppi fondi e manovre che ci illudiamo di gestire con le astuzie sopraffine della nostra cosiddetta intelligence e qualche bustarella travestita da proficui accordi per lo sviluppo. Ossessionati dai migranti e proni alla vera politica estera che è firmata dall'ENI, continuiamo a dondolare in realtà tra velleitarismi malinconici e ambizioni vaneggianti di diplomazia mediterranea. È doloroso ritornarci, ma è utile. È scomodo, ma necessario. Ovvero ricordare che nessuna delle definizioni con cui aggettiviamo il paese che ci interessa, perché vogliamo che continui a pomparci gas e petrolio e non fastidiosissimi esseri umani, anche la celebre formula del setaccio sembra aver fatto fiasco, ha il benché minimo rapporto con la realtà. Il governo di Tripoli, riconosciuto dall'ONU, accidenti, non esiste. Il primo ministro dei Ba con il suo ridicolo esecutivo di unione nazionale è una marionetta. Il maresciallo Haftar, uno stratega alla Graziani, che dai tempi di Gheddafi, la guerra nel Tibesti, alla sgangherata e fallita marcia su Tripoli del 2019 non ha mai vinto una battaglia, è un burattino di Russia ed Egitto che lo tengono in piedi su un trono di cartone a Bengasi, perché a loro serve controllare la Cirenaica del petrolio e lo strategico Fezzana Sud, le forze di sicurezza, la polizia, la guardia costiera, la marina, la banca centrale. Sono tutte parole. L'unica cosa vera attorno a cui ruota tutto è il maledetto petrolio. E qui ci fermiamo, ma avete sentito, io ve l'ho fatta anche un po' drammatica, suona bene, come un altro schiaffo chiaramente a questo governo, a questa Europa, l'analisi di Domenico Quirico, bella, al di là di tutto, a pagina 3 del quotidiano La Stampa, che vale la pena acquistare, poi leggete, poi lo regalate al vostro vicino comunista, vale la pena acquistare soltanto magari per questo pezzo. Dove vado? Ritorno a riassumervi un attimo quelli che sono i titoli principali, ma soprattutto gli articoli, e sapete che io mi soffermo su quelli dove le altre radio non si soffermano, perché sono noiosissime le altre radio. Un mare di ostacoli, titolo oggi principale del quotidiano Avvenire. Le ONG, il governo adesso deve cessare la criminalizzazione delle imbarcazioni umanitarie. Migranti, la Corte Costituzionale salva il decreto Piantedosi. Il fermo delle navi di soccorso è punitivo, ma legittimo. Il ministro ieri respinto da Bengasi insieme a una delegazione UE. Titolo principale del quotidiano Avvenire, che poi parla anche di Trump. Trump ora riarma l'Ucraina, Salagadula, Magicabula, un giorno sì e un giorno boh. Su Gaza, trattativa ad oltranza, chiaramente, se siete interessati approfondirete voi. Vado sul Corriere, oh mamma mia, non so neanche io cosa fare. Cosa mi dice? C'è anche Mondo Cappuccio sul Corriere. Vabbè, intanto vi leggo ciò che c'è di interessante all'interno sul Corriere della Sera. Libia, respinto il ministro Piantedosi, Bengasi contro la delegazione UE, quindi non è che ce l'ha con il nostro Piantedosi, capito? L'incidente con l'autorità della Cirenaica sotto il comando di Haftar, opposizioni all'attacco, e chiaramente anche qui c'è lo scenario e retroscena di Rinaldo Frignani, e se vi pare meglio comprare il Corriere, compratevi il Corriere. Ma la notizia che piace a noi è quella pagina 8, Nord Italia, rinviato lo stop dei diesel in vigore nel 2026 e attenzione, solo nelle città, nelle grandi città, cioè a Cassano Magnago in provincia di Varese, dove vive Sammy Varin, poco più di 20.000 abitanti. No,
non si fa il blocco degli Euro 5. Devo ancora capire se mio figlio Elia potrà girare col suo Ciao, sta facendo adesso il patentino. Dico, che cazzo ti vuoi prendere il Ciao? Sì, lui è retro, è vintage come il papà, e quindi non si sa, e adesso capire, perché se da ottobre li vietano a Milano, e poi lo sai, anche le altre giunte, se sono un po' piddine, imitano. Slitta di un anno, quindi al 1 ottobre 2026, il blocco alla circolazione delle autovetture diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Le regioni costrette a limitare la circolazione per lo sforamento delle soglie di qualità dell'aria, lo sappiamo. Viviamo in un catino. La novità è giunta ieri con un emendamento della Lega. Si è dimenticato di scriverlo il Corriere al decreto infrastrutture all'esame della Camera, che lo voterà con la fiducia in settimana, che deve essere convertito dal Senato entro il 20 luglio. Senza la norma approvata ieri, grazie alla Lega, si è dimenticato il Corriere. Il blocco dei diesel Euro 5, dopo la procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE, sarebbe scattato nelle 4 regioni dal prossimo 1 ottobre. Una scelta di buon senso, ha commentato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, mentre il titolare dell'ambiente Gilberto Picchetto Fratini parla di una norma che consente di conciliare la tutela dell'ambiente con l'attenzione verso i cittadini. Deve essere una roba sostenibile, ragazzi. Non possiamo ridurre i cittadini alla fame, non farli più andare a lavorare o fargli fare un casino della miseria, perché altrimenti arriva il temporale, capisci? Si scherza, però ragazzi, ci sono le vie di mezzo, mentre dall'altra parte del mondo se ne fottono amabilmente. Positivi anche commenti di Fratelli d'Italia, dei governatori della Lombardia, del Piemonte, eccetera, eccetera. Il rinvio al 2026 del blocco per i diesel Euro 5 e autovetture immatricolate tra il 2011 e il 2015, quindi c'hanno 10 anni, ragazzi. Al 1 ottobre 2026 prevede anche 2 scappatoie. Lo dico a bassa voce, perché ci sente la Schlein. La prima dispone che lo stop si attui prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che a 100.000 abitanti quanti paesi, città si salvano, mentre nell'ipotesi originaria il blocco avrebbe riguardato i comuni con oltre 30.000 abitanti, ragazzi. La seconda scappatoia prevede che dall'ottobre 2026 le regioni costrette a imporre limitazioni alla circolazione possano prevedere nei loro piani misure compensative capaci di ridurre le emissioni inquinanti, evitando così il blocco ai diesel. Quali saranno le misure compensative? Non lo sappiamo ancora, però è una bella notizia e noi facciamo ale o. Attenzione, riquadro sempre sul Corriere, pagina 8, energia pulita, Lombardia, sì al piano che incentiva il nucleare, un riquadretto piccino picciò, ma con un'importanza basilare. La Lombardia dà il via libera alla prima legge regionale sul clima. Obiettivo: promuovere un processo graduale di decarbonizzazione entro il 2050 e incentivare la produzione di energia pulita facendo ricorso anche al nucleare. Sul piatto per il 2025 400.000 euro, un po' pochini. La norma è stata bocciata dalle opposizioni, ma va là. Solo un insieme di buone intenzioni, un'occasione sprecata che non mette in campo le risorse necessarie, dice il PD. Vabbè, c'hai ragione, aspetta un momento, intanto partiamo. Così il Corrierone, che poi nel paginone successivo, siamo a pagina 9, spiega, racconta quante auto si salvano e chi dovrà applicare le nuove regole green. Le regioni potrebbero far slittare ancora i divieti e ci sono tutte le domande. Edoardo Nastri, quante domande? Quali auto si fermano? Da quando e dove non si potrà più circolare? Che terrorismo, abbiamo detto che le rimandiamo di un anno e che cacchio, già mi fai upaiolo. Le regioni potranno aggirare il blocco? Quante saranno le auto che si fermeranno? Quali saranno le città interessate dal blocco?
Come posso capire se la mia auto è Euro 5 diesel? Perché le Euro 5 diesel sono considerate inquinanti? E cosa fa l'Unione Europea per ridurre le emissioni delle auto? Perché sono coinvolte soprattutto le regioni del nord? Insomma, come dei bambini piccoli, se siete interessati a tutti questi perché, acquistate il quotidiano Il Corriere. Io chiaramente scherzo, ma ci sono anche delle domandine interessanti. Siamo ancora sul Corriere, porco cane, non riesco più ad andarmene perché a pagina 12 del Corrierone, centrodestra in tensione, cicapeo, per l'idea della lista Zaia. Fratelli d'Italia, decida Salvini cosa fare. La mossa del governatore in Veneto, sai che roba, lo diciamo da anni che c'era la possibilità di una lista Zaia, mi pare che non sia una novità la lista Zaia in Veneto. Sulla flat tax, scontro Lega Forza Italia. Il paradosso è servito, scrive Silvia Madiotto oggi sul Corriere. Le regionali del Veneto rimangono terreno di scontro parecchio agitato per il centrodestra. Archiviato il terzo mandato, il tira e molla ora riguarda la data delle elezioni stabilita dalle regioni e la lista personale di Luca Zaia, governatore uscente dopo 15 anni. È stato lui a lanciare il sasso nello stagno 2 giorni fa. Vale il 40-45%, ha detto, chiedendo alla coalizione di decidere se prenderla in considerazione o meno alla volta del voto. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha detto che il tavolo non si riunirà per il momento. Non sappiamo neanche quando andremo a votare. Tavolo che Zaia aspetta per convocare gli elettori. La finestra indicata dal Consiglio di Stato 21 settembre e 23 novembre. Stallo da cui per ora è difficile uscire. Chiaramente il Corriere la mette giù male perché vorrebbero subito che ci fossero candidati e liste, eccetera, eccetera. E va bene, però ve l'ho detto. Così come vi dico, sempre dal Corriere, a proposito di polemiche, queste sono molto più trasversali, a pagina 13, Bassolino, Capanna, Scajola, Stallere, i 1000 ex che rivogliono il vitalizio. Il ricorso al collegio di appello della Camera e il legale Paniz hanno diritto alla pensione. Giuseppe Alberto Falci ci riporta volti degli anni 70, 80, 90. C'è Mario Capanna, tra i leader del 68, 80 anni, ex parlamentare UE, deputato dall'83 al 92. C'è Ilona Staller, chi l'ha votata alzi la mano, Cicciolina, ex pornostar, 73 anni, con il Partito Radicale è stata deputata dall'87 al 92, ma c'è anche Fabrizio Cicchitto, Margherita Boniver, Claudio Martelli, Tiziana Maiolo, Antonio Bassolino, Rosa Russo Iervolino e Claudio Scajola. Quasi 1000 ex parlamentari aspettano a giorni il verdetto per riprendersi il vitalizio della discordia. Un caso che va avanti dal 2018, dalla famosa delibera voluta fortemente dai 5 Stelle e in particolare dall'allora presidente della Camera Roberto Fico, che rivedeva l'assegno destinato agli ex deputati, introducendo anche per gli eletti il sistema contributivo. Addio vitalizio, il trattamento diventava qualcosa di molto simile a una pensione calcolato in base a quanto versato. Chiaramente, se volete divertirvi e sospirare, chissà, magari qualcuno di questi vi piace anche, c'è l'intervista a Paolo Guzzanti, 84 anni, giornalista, è stato deputato e senatore con Forza Italia. Io ho dato il sangue in Parlamento, una palese ingiustizia toglierci quei soldi, lo sapete, aveva fatto anche appelli, aveva problemi di soldi, ora va meglio, ma non navigo nell'oro. E ci mancherebbe che, insomma, muori di fame davvero, non scherziamo. Siamo sempre sul Corriere, la sommelier Mara, il tetto crollato, indagini sulla ristrutturazione, non diamo naturalmente la colpa al tempo, per favore, ma soprattutto, silenzio, un imam al Beccaria perché i ragazzi stranieri non si sentano smarriti. L'intervista di Giuseppe Guastella a Maria Carla Gatto. Maria Carla Gatto è stata nominata presidente del Tribunale per i minorenni di Milano dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Brescia, e chiaramente si parla di chi ha un'altra religione
e chiede un rappresentante della propria religione. Fa niente se questa religione non ha firmato nessun accordo con lo Stato, non ha firmato neanche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fa niente. Gli mettiamo un imam agli islamici in carcere? Punto di domanda. Così festeggiano la Shura. Allah, e beh, facciamogliela festeggiare la Shura in carcere. Stiamo scherzando, ragazzi miei, ci mancherebbe. Chiaro che se io sono Hare Krishna voglio anche un rappresentante della mia comunità, cioè, se io sono indù voglio anche un rappresentante indù, se io sono un comunista voglio un rappresentante del PD. Stiamo ridendo, sono le 8:29, c'è la pausa, signore e signori, lo sapete, ogni mezz'ora una canzone sconosciuta assolutamente di una cantautrice, in questo caso cantautrice sconosciuta ma di gran classe. Si chiama Sherilly, quella che mandiamo dopo la pubblicità e il meteo. Sherilly arriva dalla provincia di Parma e il suo ultimo singolo è Necessariamente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia in mattinata. Dopo un risveglio frizzante, specie al nord, avremo un ampio soleggiamento con qualche addensamento quasi del tutto innocuo solamente sull'arco alpino e sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata con Avete bel tempo ascoltato? prevalente. Temperature massime in calo quasi ovunque. Ultime ore di caldo africano solo all'estremo sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della UR, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi, guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti, ascoltatori di Radio Libertà, io sono Cereli e questo è Necessariamente. Se per crescere dovremmo stare più lontani da tutto quello che ci scivola costantemente dalle mani, e saprai la mia ricetta, e posso prendere o lasciare, ma questo è il cielo che ci aspetta. Necessariamente amare, parlami di te, delle tue umane distrazioni, laddove il cielo accarezza i sogni, per necessariamente andare appena azzurro del cielo sopra le umane tentazioni, laddove il cielo intercetta i voli. Poi laddove il cielo accarezza sogni, cosa fanno di noi la prevedibile confusione, ogni volta che si intreccia o si rinnova l'emozione, per averli qui accanto, e non parlo solo di adesso, prima non ti conoscevo, non ti vedevo così spesso, perciò parlami di quanto l'hai sfiorato queste tue mani, oltre gli sguardi, oltre i vestiti, ma certi sogni poi sono vani. Così parla solo se penserai di nuovo a me. C'è chi va e c'è chi viene a questa nostra storia, e saprai tu la tua ricetta, e tu puoi prendere o lasciare, ma questo è il cielo che ti aspetta. Necessariamente amare, parlami di lei, delle sue fragili illusioni, laddove il cielo fa sperare i sogni, per necessariamente andare oltre l'azzurro del cielo sopra le umane distrazioni, laddove il cielo intercetta i voli. Poi laddove il cielo accarezza i sogni. Bella, bella, bella questa canzone di Scerrilli con 2 R, difficilissima da trovare, però qui è come fare la spesa dal contadino, si cercano le cose genuine, bisogna fare un po' più di fatica, e fate sta fatica. Andate su YouTube, scrivete CHERRRI
Scerrilli, necessariamente cantautrice di vita e di poesia, la seguiamo da qualche tempo e devo dire brava, mi piace, ricorda un po', dico sempre, la grandissima Gerardina Trovato, che proprio in questi giorni esce con un nuovo singolo dopo tanti anni. Avremo modo chiaramente di ascoltare pure lei. Qui esiste la musica che non c'è sulle altre radio, ve lo dico, anche Gerardina Trovato puoi immaginarti quanto riuscirà a penetrare nella programmazione di RTL. Intanto sono le 8:38, ma buongiorno, buon mattino, grazie a chi si è sintonizzato casualmente su questa radio e dice: ma chi è questo qua? Salute, sono Sammy Varin, faccio radio dalla fine degli anni '80 quando ero un pischello e mi divertivo a cuccare le ragazzine per radio, che cavolo, quando sei DJ, speaker, si cucca la stragrande. Adesso sono diventato un po' più serio, faccio il giornalista e leggo la rassegna stampa ogni giorno dalle 7:30 alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno. Leggo anche i vostri WhatsApp al 340 6709 659, chiaramente senza filtri né confini, qualunque cosa. Ciao Mitico, oggi sul serio con quella maglietta, come mai? Ah, perché c'ho la maglietta da gelataio. Vabbè, oggi vendo gelati, che poi con sto freschetto a Milano, insomma, chi vuoi che me li compra nel pollaio, vuol dire che sono delle galline le donne, no? Me la spedisci. Molto bella questa canzone, te la dedico. Grazie a chi mi scrive tutte queste queste cose belle su WhatsApp, ma io ci scherzo sempre, voi lo sapete, non è una cosa seria questa trasmissione, che va anche in replica la sera dalle 20 alle 21. Fatto Quotidiano, l'abbiamo già letto. Sammy, ma sei proprio sicuro che quelli del PD siano proprio comunisti? Per me no, sono più della vecchia DC. Ma certo, io chiaramente tutti quelli che non votano Lega per me sono comunisti, così come per loro tutti quelli che non votano PD sono fascisti. Ma è chiaro, scusa, Cioè, ma perché loro possono dire ste cose e noi no? Non ho capito. Tra poco ci arriviamo, perché c'è una notizietta bella che colpisce i ben pensanti. Mi piacerebbe sapere quale motivazione c'è perché le norme originarie riguardanti le auto Euro 5 siano state fissate per Piemonte, Lombardia e Veneto. Perché le Euro 5 di Toscana, Emilia Romagna e Campania non inquinano? Bravo! E se scendiamo un po' più in giù, in Calabria, in Puglia, ragazzi, girano anche le Euro 0 allegramente davanti ai vigili. Qui esce fuori il Semivarina razzista, chiaramente. Padano, mettiamo le frontiere, dal poi in su ci vuole la carta d'identità. Eravamo esagerati, ma un motivo c'era, ragazzi miei, e un motivo c'è, perché giù fanno quello che vogliono e qui non si può. Si scherza, siamo in un catino. Tu vivi in un catino, Simone, e purtroppo l'aria è quello che è qui al nord, quindi giustamente bisogna fare un po' più d'attenzione. Però le auto che hanno 10 anni e le chiudi, cioè, tu dici tanto la rivendo e finisce a Reggio Calabria. Leggo ancora qualche WhatsApp, ma sono in ritardo, ritardissimo, tra poco l'Europarlamento, guardalo lì. L'unico che riuscì a mandare a casa quel partito di Forza Italia fu il mio amico Umberto Bossi, un nostalgico che ci fa vedere, facili vedere i vecchi adesivi della Lega. Caro mio, fatti un giro al gazebo di Radio Libertà, ex Radio Padania, il 21 di settembre a Pontida, in provincia di Bergamo. Se non puoi venire, manda una delegazione, perché avremo incredibilmente dei gadget veramente da collezione, anche che riguarda le origini della Lega, ok? No, mi devo fermare, però davvero, c'ho qui Parlamento, dopo vado avanti, giuro. Morelli purtroppo è in aereo oggi, non potremmo averlo in diretta e quindi recupereremo i vostri messaggi. Il Giornale, vi ho già detto, la prima pagina all'interno: Trump rinvia i dazi all'Unione Europea ma minaccia nuove tariffe, va bene, l'abbiamo capito. Ursula non trema, ecco, non danno importanza oggi i quotidiani al fatto che domani la plenaria del Parlamento europeo voterà la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen. Perché Firolì Firolà non ne parla quasi nessuno?
Maggioranza Ursula insoddisfatta di Ursula? Ue, 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 ue. Comunque Adalberto Signore oggi scrive: Ursula non trema, torna la maggioranza Venezuela, ECR serra le file a Napoli e non si capisce niente, però giustamente c'è poco timore. E già ha detto, insomma, anche Tajani ha detto: oh, ci mancherebbe, una vergogna votare contro Ursula. E va bene, a pagina 3. Diesel Euro 5 salvati, lo stop slitta di un anno, l'Unione Europea frena su multe e ossessioni green, questo è importante, modifica il DL infrastrutture, blocco dal 2026, Bruxelles rivede il regolamento sulle emissioni, insomma pian piano gli stiamo facendo capire che sì, d'accordo, ma non possiamo rovinare la gente che non può cambiare la macchina e magari anche la caldaia, pian piano glielo facciamo capire. Giro la pagina, pagina 8, bella intervista oggi con Francesco Giubilei che intervista Liz Truss. Chi è Liz Truss? È l'ex premier britannica che dice Green, Islam e migranti. Occidente sotto attacco. Difendiamo i nostri valori. Sui dazi l'Unione Europea insista sulla mobilità dei propri prodotti. Tutta da leggere oggi l'intervista pagina 8 del quotidiano Il Giornale con Liz Truss, già primo ministro della Gran Bretagna, leader del Partito Conservatore e che dice quello che pensiamo tutti noi e che pensa anche gran parte del nostro governo. Ci ritorniamo tra pochissimo, adesso ci colleghiamo col Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin abbiamo con noi l'onorevole della Lega Vanessa Cattoi. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, a tutti i vostri radioascoltatori e grazie per l'invito. È un piacerone dare delle buone notizie, soprattutto se non ci sono quasi del tutto sui giornali. Noi facciamo una rassegna stampa a Vanessa che non è noiosa, ma cerca anche di dire quello che le altre radiolone non dicono, perché non vogliono, perché non possono, o perché a volte sui giornali una notizia proprio non c'è o c'è un trafiletto piccolo piccolo. Parliamo del DDL Montagna. Vanessa Cattoi, relatrice del DDL Montagna per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, lo stiamo seguendo in queste settimane, molto importante, ma appunto completamente zittito sulla grande stampa. Ci sono delle belle novità e vogliamo sapere quelle appena introdotte proprio grazie all'apporto della Lega. Vanessa. Sì, innanzitutto grazie per questa opportunità perché effettivamente il tema della montagna dovrebbe avere una rilevanza anche mediatica e da parte dei media ben più importante, visto che comunque sia gran parte del territorio italiano è direttamente interessato. Noi all'interno di questo DDL, che devo veramente ringraziare il nostro ministro Calderoli per l'attenzione e soprattutto per il grande lavoro che ha portato avanti sia all'interno della commissione sia poi nell'aula parlamentare, sempre presente, è stata apprezzata la sua costanza e la sua partecipazione, la sua presenza, devo essere sincera, da parte di tutto l'arco parlamentare, quindi sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Questo è stato anche motivo d'orgoglio anche per noi tutti del gruppo della Lega, perché comunque avere un ministro che segue così bene e è sempre presente in un provvedimento che per noi è importantissimo ci deve rendere alquanto orgogliosi, quindi questa è un po' la premessa che ci tenevo a sottolineare. All'interno del provvedimento molte sono le disposizioni, perché si parla di 33 articoli, di 6 capi. La più importante rivoluzione è quella fondamentalmente che interessa soprattutto la prima parte, dove vengono ridefiniti i parametri entro cui possono essere classificati gli attuali comuni montani, perché la stranezza è che comunque sia ad oggi abbiamo oltre la metà dei comuni che vengono definiti montani. Capisci che c'è qualcosa che non funziona e quindi anche le risorse che vengono messe a disposizione vengono distribuite attualmente anche in favore di comuni che della montanità, permettetemi, hanno gran poco. Ecco quindi che noi siamo intervenuti inserendo due
due criteri principali che sono quelli dell'altimetria e della pendenza, proprio perché comunque vogliamo che le risorse vadano effettivamente in favore dei comuni che montani lo sono veramente. Ecco quindi che andiamo a far fronte a quello che è anche un obbligo sancito anche dalla nostra Costituzione, perché l'articolo 44 nel comma 2 noi abbiamo che la legge dispone dei provvedimenti in favore delle zone montane e questo provvedimento diciamo che finalmente dà seguito a questo importantissimo impegno. Ma come dicevo non ci sono solo i criteri dell'altimetria e della pendenza, ma ci sono poi anche dei criteri che verranno presi in considerazione che sono di sviluppo socio-economico dei vari comuni interessati, quindi già da questo è un primo punto di partenza. 200 milioni di euro che vengono messi a disposizione dei comuni montani. C'è chi dice siano troppo pochi, rispetto al nulla io penso che sia un buon punto di partenza, non deve essere sicuramente un punto d'arrivo perché ovviamente attualmente abbiamo questa disponibilità, ma l'interesse nostro e dello stesso ministro Calderoli è quello ovviamente poi nel divenire di andare ad implementare sempre di più questo fondo, ma andiamo a cercare di capire cosa effettivamente è stato inserito e cosa effettivamente caratterizza questo importantissimo provvedimento. Il secondo capo parla soprattutto della parte della strategia della montagna e quindi dobbiamo cercare di adottare una strategia che permetta di avere questo strumento di programmazione che va a definire le priorità politiche delle zone montane, no? In modo che ci possa essere effettivamente seguito e attuazione di quello che è il principio costituzionale e che quindi i fondi stessi messi a disposizione, quindi 200 milioni di euro, possono essere meglio ridistribuiti nei comuni che effettivamente ne hanno bisogno. Poi all'interno del capo terzo, che è uno dei punti altro importante del provvedimento, andiamo ad analizzare i servizi, no, che vengono erogati nei comuni montani, quindi andiamo a cercare di incentivare chi e cosa. All'articolo 6 noi parliamo della sanità di montagna. La sanità, sai benissimo che è un tema molto importante che tocca tutti noi, le vite quotidiane di tutti i cittadini, e sai benissimo che soprattutto nelle terre di montagna talvolta è anche difficile avere dei servizi. Noi adesso stiamo puntando molto per cercare di riportare dei servizi come ad esempio gli ospedali di comunità, le case di comunità, per cercare di essere maggiormente vicini ai cittadini, ma c'è un problema fondamentale, che molti operatori sanitari non vogliono trasferirsi nelle zone di montagna. Ecco quindi che all'interno di questo provvedimento 40 milioni di euro in favore come incentivi e come sistemi e premialità per fare in modo che gli operatori sanitari vadano ad operare anche nei comuni montani, lo riteniamo un impegno fondamentale e importante. Andiamo quindi a raddoppiare il punteggio dei medici che si trasferiscono nei comuni montani, andiamo a dare un titolo preferenziale per se l'attività viene prestata per almeno 3 anni nei comuni montani, andiamo a dare dei crediti d'imposta sia per la locazione che per il mutuo e quindi per l'acquisto della prima casa nei comuni di montagna, e diamo anche un monumento di natura sia accessoria che variabile sempre in favore degli operatori sanitari. Lo stesso principio lo abbiamo applicato, anche se in modo un po' ridotto, per incentivare il personale didattico per trasferirsi nelle scuole di montagna. Altri 20 milioni sono stati inseriti qua. E poi potrei dirti anche tanti altri punti, come ad esempio cercare di andare a promuovere quelle che sono le disposizioni in materia di comunicazione e anche di digitalizzazione e quindi di continuità telefonica e digitale nelle terre di montagna. Un altro importantissimo tassello, perché se vogliamo avere la telemedicina anche nelle aree di montagna passa necessariamente anche attraverso questo importantissimo punto. E poi abbiamo cercato di dare degli incentivi diretti una tantum anche per sostenere la natalità, e quindi le giovani famiglie che si trasferiranno nei comuni montani che hanno un numero di abitanti al di sotto dei 5.000 abitanti riceveranno dei contributi proprio per cercare di sostenere la natalità. E poi è stato inserito un importante emendamento, che era l'emendamento a mia prima firma come relatrice, che è quello di cercare di promuovere la realizzazione di quelli che sono dei servizi educativi per l'infanzia all'interno dei comuni montani, proprio per cercare di favorire quelli che sono i progetti che riguardano la costituzione dei poli per l'infanzia, questo per fare in modo che
chi si poi decide di effettivamente costruire un proprio futuro, un giovane nelle zone di montagna, possa avere anche questo tipo di servizio molto importante e fondamentale a sostegno delle famiglie. E poi abbiamo pensato anche all'imprenditoria, all'economia, alla parte economica delle aree montane. Abbiamo dato degli incentivi diretti agli under 41, ai ragazzi che decidono di istituire e andare a esercitare la loro attività nei comuni montani, questo perché lo riteniamo fondamentale che questi ultimi non siano solo dei dormitori. E altro punto importante e fondamentale, lasciatemi dire, perché io vengo dai territori che sono direttamente interessati da questa tematica, ci siamo finalmente occupati anche del problema della gestione dei grandi carnivori, che è fondamentale perché per evitare lo spopolamento delle aree di montagna noi abbiamo la necessità di intervenire anche in questo, e all'interno del DDL montagna molti sono gli interventi che abbiamo fatto, in primis l'estensione dell'ampliamento dell'utilizzo dello spray anti-orso, che per le zone direttamente interessate come il mio, il Trentino Alto Adige, è fondamentale strumento soprattutto per tutelare e garantire la sicurezza anche degli operatori forestali e di coloro che operano nei boschi, quindi nelle aree di montagna. Ma un altro importante passaggio è quello che prevede il recepimento diretto e immediato del declassamento che è stato deliberato anche dal Consiglio d'Europa, del declassamento del lupo che passerà da specie rigorosamente protetta a specie protetta. Questo permette cosa? Permette finalmente di dare delle risposte a quelle che sono le necessità dei popoli che sono esasperati dalla presenza anche del lupo, perché oltre ad essere un problema per l'incolumità e la sicurezza di chi vive alle terre alte, è anche un danno economico diretto in sfavore dei nostri allevatori e di chi opera e lavora nei territori di montagna. Pensiamo alle malghe che ormai vengono sempre più abbandonate, proprio perché nonostante i risarcimenti economici abbiamo gli allevatori che sono veramente stremati dalla presenza del lupo in alcune zone di montagna. Ecco, noi abbiamo cercato di pensare proprio a loro, mettere al primo posto quelle che sono proprio le esigenze di un popolo che è quello di montagna, che sai benissimo che vive come? Vive in silenzio, con fatica, con resilienza, perché comunque operare, lavorare, vivere nei territori di montagna è una scelta di vita importante e talvolta può essere anche una scelta faticosa, e quindi con questo provvedimento noi finalmente cerchiamo di dare dignità a quelle persone, a quei popoli che hanno deciso di intraprendere questa scelta di vita importante, cercando di dare degli strumenti che permettano loro di vivere meglio nella loro quotidianità. Io penso che con questo DDL ci siamo inseriti attraverso anche tantissimi altri interventi che qua oggi non riesco a citare perché con 33 articoli dovrei intrattenermi per tutta la mattina, però cerco di essere riassuntiva e di aver fatto spero di aver fatto una panoramica a 360 gradi per far capire proprio la ratio e l'intento di questo importantissimo veramente disegno di legge che finalmente si è occupato delle zone montane a 360 gradi, senza dare degli incentivi a pioggia o a spot, ma cercando di ragionare veramente, toccando tutti i tipi di attività e cercando di andare ad inserirsi considerando tutti i vari aspetti di chi vive questi straordinari territori. Io penso che sia un traguardo importantissimo che ci eravamo posti come Lega all'interno anche del nostro programma, e che finalmente l'iter è stato completato anche alla Camera con ben 55 emendamenti, vorrei ricordarlo, approvati in Commissione Bilancio, e in seconda lettura vi posso assicurare che questo è un gran numero di emendamenti, e soprattutto questo è stato permesso grazie anche alla possibilità che ci è stata data dal Ministro Calderoli e anche alla collaborazione, devo dire la verità, anche tra i vari colleghi, perché comunque nella Commissione c'è stato anche un dibattito costruttivo. Poi ovviamente tutti hanno le loro posizioni, l'opposizione in primis, ma diciamo che su questo posso dare atto che comunque è stato fatto un gran lavoro, e poi anche in aula sono stati approvati degli emendamenti per l'aula, e quindi insomma una sessantina di emendamenti su un DDL in seconda lettura
io direi che è un bel segnale anche di partecipazione dell'attività parlamentare diretta dei singoli parlamentari che possa essere ben apprezzato 360 gradi un po' da tutti. Ecco, quindi questo secondo me va rilevato, perché anche questo è un messaggio importante, laddove la politica non impone ma cerca attraverso il dialogo e il confronto di arrivare anche ad inserire delle proposte emendative che possono essere anche condivise, quindi anche questo penso vada evidenziato. Ecco. Buone notizie. In tal senso sì, il provvedimento è un provvedimento importante che ci rende orgogliosi e che soprattutto finalmente ridiamo dignità a questi grandi popoli, a questi grandi cittadini che portano avanti le loro attività e la loro vita quotidiana in queste straordinarie terre. Onorevole Vanessa Catoi, relatrice del DDL Montagna, deputata di Montagna della Lega. Non li senti, ma sono arrivati tanti applausi in emoji da parte dei nostri ascoltatori, perché, ripeto, Grazie, questa sì. è una notizia che abbiamo dato, non dico in esclusiva, ma praticamente quasi non se ne parla sugli altri giornali. Tiriamo le orecchie ai colleghi giornalisti, professionisti che dovrebbero fare una professione, che invece pensano ad altro, ma speriamo nelle prossime ore che si parli quindi di questo DDL Montagna per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, con un grande abbraccio e saluto a chi ci ascolta proprio da quelle zone troppo spesso dimenticate. E come dicevi tu, hai ragione. loro sono silenti, lavorano, chi vive in quelle zone ha da fare, e quindi effettivamente ci sono altri pensieri, però una mano finalmente è arrivata la Lega, soprattutto a riconoscere dove c'è la montagna e dove non c'è la montagna. Quella vera, la montagna è quella vera. Eravamo ai limiti veramente delle possibilità di apprendimento anche infantile, dove c'è una montagna e dove c'è la pianura. Grazie Vanessa Catoi, grazie a te, voi, buon grazie lavoro. a tutti, buona giornata, grazie anche a voi, grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao Sammy, ciao a tutti, un saluto da Cristian Mondini. Vi lancio questa canzone che si trova inclusa nel mio ultimo The Best 2009-2024. La canzone si intitola Questa è per me casa mia, e potete trovare anche il videoclip su YouTube. È un brano che racconta del mio territorio, della Bassa Bresciana, e è un brano a cui sono particolarmente legato, e vi auguro un buon ascolto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao, a presto, ciao. Gira lo spiedo brandico, gira da 100 anni, gira sul fuoco acceso, dentro all'osteria. Guarda che spettacolo, c'è fermato il tempo. Tutti col pestem nelle mani a raccontarsi in dialetto i fatti del giorno, i vecchi ricordi dei nostri bisnonni, pure il cane contento. Il cielo sopra Berlingo è pieno di neve, puoi sentire i ragazzi cantar per le strade quando arriva il Natale e lo zaino è più leggero. Via si va a Berlinghetto a mangiar cose buone, da Mariolo Grato al caporalino, tra le armature e un fiasco di vino. Questa è per me casa mia con tutte le sue sfumature, le foglie che danzano tra i fontanili, ancora un bicchiere sui colli dei Longobardi, le lunghe passeggiate tra i verdi campi, saltare i fossi tra le bose e le sterpaglie, cercare i quadrifogli, i Loertis tra i fiori. Via, andiamo a Mairano, non è così lontano,
nuovi contadini con i loro trattori, i mestieri di un tempo e la banda che suona. Via con la bicicletta si va in biancheria, a Barbariga, terre dei casoncelli, tutti sulle autine, calci in culo e si parte. Questa è per me casa mia con tutte le sue sfumature, le foglie che danzano tra i fontanili, ancora un bicchiere sui colli dei Longobardi, le lunghe passeggiate tra i verdi campi, saltare i fossi tra le bose e le sterpaglie, cercare i quadrifogli, i loerti tra i fiori. Capita di vedere una nuvola unica di stornelli durante una performance, pittori viaggiatori, e guardare ai tramonti perdersi lontano, mentre il grano sembra divorare il sole. Tutti i campanili danno la buonanotte. Questa è per me casa mia con tutte le sue sfumature, le foglie che danzano tra i fontanili, ancora un bicchiere sui colli dei Longobardi, le lunghe passeggiate tra i verdi campi, saltare i fossi tra le bose e le sterpaglie, cercare i quadrifogli, i loerti tra i fiori. Casa mia, casa mia, casa mia, casa mia. Questa è per me casa mia, signori. È ritornato Christian Mondini, lo seguiamo forse da 10 anni, di più. Cantautore bresciano, appena uscito con una bellissima raccolta da Brandico, in provincia di Brescia, ma anche da Mairano, Longhena, Berlingo, Lograto, Dello, Barbariga, la Bassa Bresciana, giocando a carte all'osteria mentre gira lo spiedo bresciano sul fuoco. Penso allo spiedo bresciano che si fa ogni anno in provincia di Brescia e dove partecipiamo anche noi di Radio Libertà. E vabbè, mi ha fatto venire fame questa canzone, la trovate facilmente su YouTube. Questa è per me casa mia, Christian Mondini, con un grande saluto a questo cantautore assolutamente sconosciuto su base nazionale ma in gambissima come tutti quelli che trasmettiamo su queste frequenze. A proposito di cantautore e cantautrice, a proposito di libertà, questa mattina alle 11:30 arriva Pia Tuccitto da Bologna nei nostri studi, ha fatto una canzone che si intitola Viva la libertà. E vuoi che non ti invito a Radio Libertà? Mondo Cappuccio. Mondo Cappuccio è il titolo dell'articolo di Massimo Gramellini nel suo caffè in prima pagina sul Corriere, chiaramente una critica esagerata a uno che forse ha esagerato, lo chef Paolo Cappuccio, che ha scritto un'inserzione sui social per cercare un cuoco normale. Chiaramente tu dici questo vota Vannacci e probabilmente c'hai anche ragione. Allora non vi leggo ciò che scrive sul Corriere questo bravissimo giornalista, ma vado sul quotidiano Il Giornale, che oggi lo intervista. A pagina 14, Paolo Cappuccio è l'eroe del giorno secondo Sammy Varin. Esagerato assolutamente, però sentite qua, lamentele zero rigore, non voglio comunisti a lavorare nei miei locali, lo chef nella bufera per un post, titolari dei ristoranti schiavi dei dipendenti che vivono di pretese e ricatti. Paolo Cappuccio, napoletano classe 77, uno chef stellato che vanta un'esperienza nella ristorazione di lusso da oltre 35 anni.
Oggi si trova al centro di una violentissima gogna mediatica per un post da lui scritto e successivamente rimosso dove aveva escluso esplicitamente alcune categorie di persone. Attenzione, fancazzisti, comunisti, drogati, ubriachi e per orientamento sessuale. Ci racconta di essere stato costretto a cancellare il post per la violenza dei messaggi e delle minacce di morte che stava ricevendo, ma rivendica ciò che ha scritto e ha deciso di raccontarsi al giornale. Chef, partiamo dall'inizio. Perché ha scritto quel post? Da decenni gestisco diverse brigate in giro per l'Italia e da dopo il Covid abbiamo perso il controllo dei dipendenti. In che senso? Pochi doveri e tantissimi diritti. Siamo passati dalla schiavitù degli anni 90 in cucina al fancazzismo più totale. Se un cuoco arriva in ritardo 1, 2, 3 volte, io non posso fare niente perché mi risponde che se non mi sta bene si toglie il grembiule e se ne va. Una sorta di ricatto costante. Provi a immaginare se in un albergo di lusso dove hai 5 cuochi una mattina non si presenta nessuno a fare le colazioni perché non si vogliono svegliare all'alba. Cosa accade? Se li riprendo e faccio notare che è la terza volta che fanno ritardo, la risposta è questa: se non ti va bene lo fai tu. Se ne vanno negli alloggi e si mettono in malattia. Il dottore gli accorda una settimana di malattia e visto che non c'è un controllo dell'INPS, io mi trovo senza forza lavoro. Non le pare una generalizzazione eccessiva? Mi creda che quello che sto denunciando è più diffuso di quanto si possa immaginare. Noi imprenditori non abbiamo nessun mezzo per poter contrastare questo fenomeno. I dipendenti sono diventati i padroni e ricattano. Spesso mi trovo a dire loro che se non si comportano bene, se non lavorano seriamente, sarò costretto a mandarli via. Sa cosa rispondono? Che se li mando via dovrò comunque pagarli fino a fine stagione. Quindi succede che un dipendente lavori 20 giorni e pretende di essere pagato fino alla fine. Questo per me è un ricatto, non è professionalità. Sono 5 scusate, qui parlo, ma devo ricordare anche chi è l'eroe del giorno per Sammy Varin, lo chef stellato Paolo Cappuccio, intervistato sul giornale a pagina 14 da Oara Berselli. Sono 5 anni che noi imprenditori viviamo sotto questo ricatto, siamo schiavi dei dipendenti. Infatti non hai idea della solidarietà che sto ricevendo della categoria. Io parliamo qua di chef, ma forse anche in altri casi è una cosa simile. Schiavo non le sembra una parola forte? Chiede Oara lo chef stellato. Quando non puoi dire la tua opinione su un cuoco, su come migliorare un piatto, cadi in una frustrazione difficile da raccontare. Noi professionisti ci mettiamo il cuore, la faccia da chef stellati. Noi che proponiamo un menù gourmet dobbiamo offrire un servizio all'altezza. Poi si raccontano vari episodi, ma poi si trova la polemica. Entriamo nel vivo della polemica di quel post che lei ha scritto e poi rimosso. Sintetizzando, lei ha scritto che ricerca personale esclusi i comunisti. Perché? Nella mia esperienza 35ennale di ristorazione in hotellerie in giro per il mondo, il dipendente comunista è quello che arriva e immediatamente si lamenta perché si mangia male in mensa. Dice di non avere sufficienti diritti, non vuole lavorare il festivo e chiede, quando gli arriva la 13ª, ancora prima di iniziare a lavorare. Ma lei come fa a capire che sono comunisti? Mi creda che si capisce subito una persona con una mentalità di sinistra da quella imprenditoriale tipica della destra. I dipendenti di destra come sono? Più rigorosi, volenterosi, propositivi, iniziano come camerieri con l'obiettivo di diventare titolari. È chiaro che la mia è una generalizzazione esasperata, ma la differenza è abissale. Siamo sempre sul giornale, signori, pagina 14, è l'eroe del giorno, ma che polemica per lo chef Paolo Cappuccio. Proseguiamo con il post. Cappuccio ha esclusi Masterchef del cazzo e affini. Masterchef è stata la rovina dei cuochi. Non ce l'ho con il programma, ma con l'illusione che crea. E anche qualche altro reality musicale magari ci mettiamo dentro. Il mondo reale è quello che noi chef tutti i giorni vediamo in cucina. Se tu vai a Masterchef per 3 settimane non diventi uno chef di cucina, quella è fiction, televisione, non c'entra nulla col lavoro reale, la gavetta, l'esperienza, il sacrificio. Escluse persone con problemi di alcol e droghe? Ha avuto esperienze personali in tal senso?
È la quotidianità, risponde lo chef, soprattutto nel nord Italia. Su 10 cuochi, 7 tirano la cocaina. Da Bergamo a Milano, se non ti fai la botta di bamba non fai il servizio. Dopo si attacca con l'alcol e se arriva il maître che chiede qualche piatto senza lattosio con particolare attenzione alle intolleranze, questi vanno in escandescenza. Nessuno lo dice, ma è ciò che avviene nelle cucine reali. Io a mia figlia ho vietato di fare l'alberghiero perché ormai è diventato un ambiente bruttissimo. E i problemi di orientamento sessuale, ha fatto cenno anche a questo nel post lo chef. Qui ci tengo a chiarire perché gli attacchi e le minacce di morte che ho ricevuto dal mondo LGBT sono quelli che mi hanno poi portato a cancellare il post. A me personalmente delle inclinazioni sessuali delle persone non interessa nulla. Mi riferivo alle devianze sessuali. Il dipendente pedofilo mi ha talmente segnato da non riuscire nemmeno a ipotizzare un'altra presenza del genere. Ha avuto un dipendente pedofilo e lo racconta in questa intervista, e non ve l'ho letta tutta. Orientamento sessuale però dice altro. Non mi sono mai permesso di chiedere a nessuno il patentino di eterosessualità per essere assunto. Se sei serio, rigoroso, rispettoso e hai voglia di lavorare, sei dei nostri. Se invece pensi di venire con i tacchi a sculettare in cucina, è meglio che non ti presenti. Ed è la vecchia differenza che Sammy Varin fa, forse da più di 10-15 anni su queste frequenze, tra un gay e una checca. La stanno attaccando anche per i suoi 3 tatuaggi, Mussolini, la svastica e l'altare della patria. Scusi, quelli che hanno allora tatuato Che Guevara? Quello va bene? Quelli che si tatuano la falce e il martello? Il comunismo non ha fatto danni, ma la storia si conosce. Comunismo e fascismo sono 2 orrende facce della stessa medaglia. Sono di destra, non ne ho mai fatto mistero e sono orgoglioso. Le confido una cosa: se vietano la falce e il martello, io mi cancello la svastica. Per me rappresenta solo una protesta. Protesta per cosa? Al finto perbenismo dell'estrema sinistra, ai radical chic di quelli che fingono di empatizzare con i poveri e poi vanno in Costa Azzurra con la barca e la macchina blu pagata da noi. D'altronde hanno i soldi, loro sono mica poveri. Sa quanti di sinistra ho visto? Politici famosi che predicavano di aiutare i poveri e poi venivano da me a mangiare aragosta e caviale. Esagerazioni? Sì, ma giustamente ho voluto leggervi l'articolo che oggi sul giornale con l'intervista allo chef stellato Paolo Cappuccio, che ha fatto un casino della miseria con il suo post. Sono 9:15, io intanto apro le linee allo 0292947222, intanto che proseguo a leggervi articoli, voi affollate le linee che vi teniamo in attesa, 0292947222 per entrare in onda con Sammy Varin. Il Tempo, prima pagina, fermate l'Islam, potentissima, ma all'interno brigatisti e terroristi, ecco chi c'è dietro il centro islamico, signore. Fermate quella moschea e nessuno fa niente. Legittimo, sento dell'audio, attirate giù il cursore, grazie, grazie. Legittimo il fermo delle navi delle ONG, nessun dubbio sul decreto Piantedosi, la decisione della Corte Costituzionale raccontata da Gaetano Mineo oggi sul Tempo, decisione dopo mesi di tensioni, la consulta respinge le contestazioni dei legali della Ocean Viking, quindi nessun dubbio sul decreto Piantedosi. In questa valle di lacrime ogni tanto qualche buona notizia. Chiaramente, ve la leggo a pagina 6, Forza Italia lancia Tosi alla guida del Veneto. L'europarlamentare favorito come candidato del centrodestra, Tajani dice sa amministrare e ha le carte in regola, ma c'è ancora tempo. L'articolo sul Tempo, appunto, a pagina 6, Pietro De Leo. Certamente non ve lo leggo perché mi viene da vomitare. Un emendamento della Lega rinvia lo stop ai diesel Euro 5. Salvini, scelta di buonsenso. Chiaramente con Antonio De Lai oggi bel paginone sulla buona notizia del giorno.
giorno, e meno male, ce ne sono, è minimo che ce ne sono. Dove vado adesso? Dove vado? Ho aperto le linee, chi vuole parlare con me deve chiamare 0292947222, tra poco leggo anche i vostri WhatsApp. Vi segnalo ancora sul quotidiano La Stampa all'interno, oltre a Libya Connection con l'analisi di Domenico Quirico, comunque la pensiate e non si può non leggere Quirico, Ilva, i dossier segreti, pagina 13 della Stampa, in 3 relazioni mai diffuse, l'Istituto Superiore di Sanità analizza l'impatto della fabbrica su Taranto, gli esperti sui documenti forniti dalla proprietà, incongruenze e rischi per la salute sottostimati. Oggi quotidiano La Stampa, pagina 13. E poi, sempre sulla Stampa, chiaramente per gli ascoltatori comunisti, Eugenio Giani, intervistato, il capo della regione toscana, ancora per poco chiaramente. Elli, senza di me, vittoria non scontata, con i 5 Stelle un accordo è possibile, presidente della Toscana e la ricandidatura, difficile rimpiazzarmi ma mi fido della segretaria, e manda un messaggio a Schlein, giusto pensare alla coalizione ma conta anche il territorio. Sentiamo le vostre voci. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo esprimere la solidarietà al ristoratore di non so di dove, di Trento, non so dove. Lo chef Cappuccio. E in quale albergo? Qui vogliamo fare pubblicità e non è scritto, però gira. Adesso mi informo e te lo dico, perché giustamente magari molti vogliono adesso andare a mangiare nel suo ristorante, vero? Bravo. Giusto. Tutto qua. Buongiorno, buona giornata e grazie. Grazie, per il lavoro che fate. ma ci mancherebbe, un onore avervi i nostri ascoltatori, e chi chiaramente esprime solidarietà a questo chef Cappuccio e chi invece magari lo critica. Io te l'ho detto, è l'eroe del giorno secondo me, ma chiaramente esagerato. Io gli estremismi non li amo, ma il suo è un estremismo per protesta, perché dice: ma scusi, io c'ho un simbolo di destra, molto di destra, troppo di destra, tatuato, perché loro hanno la falce, il marcello e hanno Che Guevara, capito? Io non ho neanche un tatuaggio, ragazzi. Oggi sono vestito da gelataio e mi piaccio così, però giustamente si cerca di comunicare, è un modo di comunicare, e alle 11:30 avremo una cantautrice, Pia Tuccitto, che ha fatto una canzone che vi trasmetterò, che si intitola Viva la libertà. E anche questa è libertà? Ci metto un punto interrogativo, perché questa cosa del cappuccio sta facendo un polverone. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto? Vieni qua, avvicinati che ti sento lontanissima. Ciao, sono vicina. Ma hai detto che è di Napoli, giusto, lo chef della zona comunque della Campania di Napoli? Sì, ma gira un po' l'Italia. Adesso vi dico dove va in tournée, dove si può mangiare le sue squisitezze. No, ma non è per quello, è per far capire il mio pensiero che porto avanti già da un bel po', perché ormai è talmente palese, che Napoli è avanti 100.000 volte al nord. L'hai detto anche tu, io do la mia solidarietà, e ha detto tutto quello che la gente pensa ed è la verità, perché ormai in questa era dire la verità è un atto talmente un atto rivoluzionario che poi viene attaccato dai soliti peori, no? Quindi lui, dicendo la verità, ha portato avanti il discorso che Napoli e il sud è avanti 100.000 volte, perché se nessuno obbedisce loro cadono domani mattina. Noi al nord siamo dei coglioni perché obbediamo a tutte le minchiate che il sistema ci ha fatto e ci sta facendo in questi anni, a partire dalla finta pandemia, a partire da... Là non c'era, là la gente andava in giro, faceva quel cazzo che voleva. Loro non obbediscono, l'hai detto anche tu prima, l'Euro 5 là non c'è,
Perché? Perché siamo noi al nord che siamo dei coglioni, ci facciamo governare da dei coglioni, con rispetto parlando, che stanno lì a guardare tutte le leggi, leggine, legione. Se tutti fossero come quelli del sud e soprattutto di Napoli, il potere andrebbe a farsi benedire nel giro di 5 minuti, ok? E tanti problemi, tante cose che ci fanno subire anche brutte, non succederebbero. Quindi viva Napoli, viva il popolo napoletano, viva il Sud che ha capito come si fa a stare al mondo. Grazie Sammy, ciao. Grazie. Sentite, questa è la radio delle provocazioni, chiaramente, ma magari ci si azzecca pure. 0292947222. Ora tutti vogliono andare a mangiare nel ristorante dello chef Paolo Cappuccio, che ha scoperto un pedofilo in cucina e da quel giorno gli sono girati un po' le balle. Ma dice anche che troppi cuochi al nord tirano cocaina e mi fanno scenate. Si è tatuato una svastica per protestare contro il finto perbenismo. Esagerazioni? 0292947222. Non ce l'ha con chi ha altri gusti sessuali, ma dice sì, però con i tacchi in cucina sculettando è meglio che non ti presenti. Chi c'è in linea? Pronto? Caduta la linea, ma tra poco ne prendiamo un'altra. Ho tempo anche per leggervi un'altra prima pagina, ragazzi. Sono in ritardo come il coniglio, sono vergognoso quest'oggi, ma grazie a voi che mi distraete, siete grandissimi, chiaramente. Vi amo per questo. La verità: troppi reati degli islamici mettono gli imam nelle carceri, ma non è la soluzione. Attenzione, nelle carceri non nel senso che li incarcerano, magari, no. Come c'è il sacerdote, eccetera, ci mettono gli imam. Nella prigione minorile di Milano arriva il predicatore. Nelle celle 2 ragazzi su 3 sono musulmani, una vera bomba sociale, e vogliono l'imam che li farà ballare alla festa della Shura. CGIL, dalle morti sul lavoro al lavoro pro morte. Attenzione, potentissima la verità quest'oggi, e all'interno chiaramente si parla dello stop agli Euro 5, ora cancellatelo, aggiunge, come le multe per i Novax. Anche qui l'articolo: non assumo gay, chef nella bufera. E sul Libero l'apertura invece è proprio per noi: auto diesel salvate dalle follie verdi. Il centrodestra, magari con la Lega che ha fatto questo emendamentino piccolino, si dimenticano tutti, rinvia di 1 anno il blocco delle macchine a gasolio Euro 5, poi le norme varranno solo per i comuni più grandi. Soddisfatto Salvini. All'interno, stop al caldo e al nord arriva la neve. Il PD apre la scuola di Corano negli spazi comunali. Altro articoletto che non c'è da nessuna parte. Pagina 9 di Libero. Il cortocircuito a Milano. Bambini a lezione di Islam e arabo. L'associazione Resala parla di integrazione, ma gli studenti sono solo egiziani. Scuola di Corano negli spazi comunali grazie al PD. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Signor Sammy, devo dire grazie per tutte le notizie che ci dà lei tutte le mattine, belle o brutte che siano, signor Sammy. Prego. Seconda cosa, ritorno indietro di qualche giorno, così ravvivo un po' la giornata. Le nozze di Bezos a Venezia, lei sarà già stanco di sentirlo, ma io ne ho sentito un'altra ancora, allora ve la devo dire. Sì. Continuano a far salire, secondo me, la bile alla sinistra. Leggendo alcuni dati del Ministero del Turismo, mi sembra, pare che l'introito si aggira sui 960 milioni di euro, pari a circa il 68% del PIL cittadino. Questo, signor Sammy, si chiama turismo di qualità, non turismo di massa composto da beceri personaggi che non rispettano nemmeno il decoro della città. Ciò detto, signor Sammy, pare che lo stesso Bezos abbia comunicato ai suoi invitati di evitare i regali di matrimonio e fare invece una donazione alla città di Venezia. E io direi, signor Sammy, sempre, un signore direi, non come i suoi detrattori invidiosi di un uomo d'affari che ha saputo, secondo me, rivoluzionare un intero settore.
Tra questi si annovera pure la solita Salis. Per coerenza, ragazzi, fossi in lei, pregherei la casa editrice di rimuovere il suo libro dai canali di vendita Amazon. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie per la meditazione, ma sono le ideologie. Purtroppo questo paese è governato dalle ideologie di sinistra come di destra, attenzione, e questo è l'orrore della politica e anche l'orrore che c'è dentro di noi, perché poi alla fine ci tatuiamo una svastica per protestare contro quelli che hanno tatuato Che Guevara. Ma siamo scemi? Ancora un sole delle Alpi, un guerriero, scherziamo ragazzi. 0292947222, però questo cappuccio è l'eroe del giorno su Radio Libertà, perché ci chiamiamo Libertà e bisogna dirle queste cose. Poi voi avete un cervello, fatelo funzionare. C'è ancora una telefonata? Sì? No? Allora sto per andarmene. Il tempo di farvi sentire un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Signori, buongiorno. Semmi, sono Albino. Oui. Ma se io venissi a Pontida, posso pagare con gli scudi padani? Poiché ne ho 20.000. Naturalmente. Sì, ho 20.000 scudi padani, certo, in biglietti da 2.000 e da 1.000. Se sono validi, sono belli nuovi, intonsi, mai usati, sono freschi di conio. Fantastico. Con l'effigie del Bossi, e poi mi pare dall'altra parte c'è l'effigie di qualche città, però non sono andato gli scudi a guardare padani, E se è possibile pagare appunto con gli scudi padani, non sarebbe male usare questa Grazie caro, lo sapevo che c'era la fregatura, parlarvi dei nostri gadget, adesso mi volete pagare con gli scudi padani, bastardi. Me ne vado, grazie per il gentile ascolto ragazzi. Sì, lo so, sono rimasto indietro con un po' di WhatsApp, ma io ritorno alle 11, dove cacchio vado? Poi più tardi arriva Giulio Cainarca, che è già arrivato in bicicletta, ragazzi, è già qua che sta girando in bicicletta nello studio, e poi alle 11 certo ritorna Sammy Varin, Potere al Popolo, con Elena Maccanti che ci parlerà delle novità nel DL Infrastrutture, e con Pia Tuccitto, cantautrice bolognese rocker con Vasco Rossi, che ci porterà la sua nuova canzone dal titolo Viva la Libertà. A dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.